Oggi voglio parlarvi di un'altra località raggiungibile da Val Grande. Infatti voglio parlarvi del Giardino Labirinto di Val San Zibio, che si trova nel comune di Galzignano Terme, proprio in prossimità dei Colli Euganei. Perché voglio parlarvi di questa particolare struttura? Perché è una struttura particolare tuttora, una struttura che, pensate, si conserva da 350 anni e mette assieme arte, storia, spiritualità. L'unica cosa che cambia all'interno di questo giardino labirinto è la dimensione dei grandi alberi che compongono la struttura. Infatti il giardino è stato realizzato nella seconda metà del XVII secolo per volere della famiglia Barbarigo, una delle più potenti e facoltose famiglie appartenenti alla città di Venezia. È stata realizzata quasi come un atto di devozione durante il periodo della pestilenza del Seicento. Infatti il giardino rappresenta un percorso mistico, un percorso di crescita spirituale. Infatti diversi sono i motivi per cui vale la pena visitare questa bellissima struttura. Innanzitutto non è solamente un giardino realizzato per uno scopo estetico, ma è proprio un cammino spirituale. Infatti ogni tappa, ogni elemento inserito all'interno di questo giardino rappresenta una tappa della crescita spirituale che il visitatore può affrontare in maniera autonoma. Infatti pensate che il labirinto, che rappresenta un monumento naturale, è realizzato con circa 6.000 arbusti, 6.000 esemplari e intervallato da esemplari di alberi secolari provenienti da tutti i quattro continenti. Un altro elemento rappresentato dal labirinto è il fatto che non sia solamente un gioco, ma il labirinto rappresenta simbolicamente la vita dell'uomo tra i vizi e le tentazioni della quotidianità. Un'altra particolarità del giardino stesso è che rappresenta un'opera di edilizia idraulica. È stato realizzato non dal più noto Gian Lorenzo Bernini, ma dal fratello Luigi, che era appunto un architetto che però si occupava soprattutto di opere legate all'idraulica. Infatti all'interno di questa struttura è possibile trovare anche la particolarità di una fontana che ogni tanto emana degli schizzi d'acqua improvvisamente. Quegli schizzi d'acqua che, pensate, simbolicamente rappresentano degli attacchi di superbia che possono colpire l'uomo e le sue vanità. Ma un'altra particolarità per cui vale la pena visitare questa struttura è il fatto che rappresenta un vero e proprio monumento naturale. Infatti ci sono delle siepi di bosso appunto alte oltre 5 metri, inserite in un anfiteatro naturale che è rappresentato appunto dai Colli Euganei. Lo spirito con cui vale la pena visitare questo giardino è lo spirito di colui che non vuole solamente vedere, ma deve essere lo spirito di chi vuole conoscere. Il consiglio che vi do è andare a visitare il Giardino Labirinto di Val San Zibio.